Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di una cosa antichissima che succedeva tanto tempo fa. Intanto guardando il conto i soldi crescono, non a tutti crescono, a qualcuno spariscono, da qualche conto spariscono. Questa è una cosa importante. Il sabbacatrovi. Sempre si diceva sabbacatrovi. Metti da parte che ti servirà per il futuro, salva qualcosa per l'emergenza, non fare spreco, conserva. Era sempre un sabbacatrove. Però questo detto tante volte veniva frainteso e sabbacatrovi diventava ok, ho finito di fare un lavoro, magari mi è avanzato un rubinetto, un qualsiasi cosa che ancora poteva tornare utile per il lavoro e me lo conservavo. Conserva questo, conserva quello, conserva oggi e conserva domani. E la mansarda si riempiva. Poi si riempiva lo scantinato, poi si riempiva il garage e avevi la casa piena di cose inutili, però che potevano servire. A qualcuno potevano servire, quindi tu eri pronto per l'occasione per dare questo prezioso oggetto che avevi conservato. Sabba caciove, sabba tutte cose, ma non era inteso nel senso materiale. Sabba sabba soldi, conserva denaro che poi te lo trovi più là. E se hai bisogno almeno ne puoi fare un uso, non lo sprecare il denaro. Era questo il fulcro del discorso, non era sabba qualsiasi cosa, che trovi qualsiasi cosa vecchia e rotta che sia che poi si rompe qualcosa, vabbè, ma però si può sistemare, la metti in garage e poi la sistemo, la metto qua in mansarda, vabbè, poi la sistemo e la metto là nello scantinato e ti ritrovi una casa piena di cose da sistemare. Ma magari domani sì, può essere che domani potrebbe tornare utile, magari ancora da riparare, forse lo riparerò, magari costerà pure niente e quindi lo potrò anche comprare nuovo. Quindi questo conservare le cose non serve a niente, bisogna conservare soldi, tanti soldi, più ne conservi meglio è e più ne trovi. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, grazie a tutti, ciao.